Lindo Studios presenta. Io parlo con una persona, certamente non parliamo di cose molto leggere, si parla di un sicario e di un mandante, pensa un po', questi due, io il sicario e sempre io il mandante, naturalmente parlano fra loro, improvvisamente si intromette una terza persona, questa terza persona non si intromette così a caso, l'ho chiamata io, ovvia, però figurerà come uno che sentendosi chiamare poi è entrato dentro, chissà per quale interferenza strana, a una molto compromettente telefonata. Sì, ecco, ho già fatta una. Sì, il sicario, sì, no, sì, allora te quando vedi mia moglie le dà una bella botta in testa appena lei ti apre la porta, no? Poi la butti dentro, la rotoli nel tappeto e la porti via. Sì, ma quando dovrei farlo? Ma quando mi paghi poi? Ti pago, per carità. Sai, io aspetto l'eredità, non appena l'eredità ti do tutti quei soldi che ti devo. Però mi raccomando, fai un... Che cazzo spari? Come? Ma che cazzo spari? Ma chi è questo qui? Io sono un coglione a caso, ma quante stronzate spari? Io? Sì, te. Ma dove? Ma Ma no, che ma stai guarda, parlando? Ma che stai parlando? Oh? Gennaro, no, qui c'è qualcuno che ascoltava. C'è qualcuno che ascoltava sulla linea. Ma lei come si intromette nelle nostre telefonate, scusi, Io mi permetto di fare che cazzo mi pare, che cacchio fa te? No, ma che cazzo voglio dire, io sto parlando, è una conversazione privata con una persona. Va bene, ciao. Io non capisco. Lo sai che è stranissimo il fatto? Sai perché è stranissimo? È stranissimo perché io sto telefonando nel sud, verso Napoli, così, e questo mi risponde l'accento toscano. Vabbè, non importa, chiaramente va richiamato, perché anzi è lui che si... Cosa vuoi? No, stai zitta, fammi rifare il numero. No. Attenzione, Cosa? il numero selezionato è inesistente. Ma come? Scusa, Informazione gratuita. No, c'è qualcosa che non va qui, ragazzi. Ma chi era quello lì? Io ho fatto un numero del sud, mi risponde un toscano, e ora che cerco di rifare il numero con la ripetizione, non viene fuori. Informazione gratuita. Hai capito? C'è un mistero qui dietro. Non è che per caso che qualcuno fosse in linea già di là, insomma. Non lo so. Qui è molto strano. Quindi adesso rifaccio il numero, proprio quello, col dito. Sì, no, c'è qualcosa, è vero, l'ho fatto, sì. Ma molto strano. Chiederò poi se per caso nel frattempo stava andando avanti una telefonata a mia insaputa, sulla stessa linea, di là. Pronto? E allora quando tu vedi mia moglie, tirale una botta in testa con la mazza da baseball. D'accordo, sì, ma senti, la devo ammazzare al primo colpo? Sì, non deve soffrire, mi raccomando, falla fuori così, spaccali la testa. Va bene, ma senti, ma tu quando mi paghi? Ti pago quando avrò ricevuto i soldi dell'assicurazione, non c'è, è questione di un paio di mesi. Ma io faccio il lavoro, e poi dopo che devo fare? Tu prendi il corpo di mia moglie, no? Lo avvolgi in un tappeto, c'è un tappeto nell'ingresso di casa, no? Te l'ammazzi appena lei ti apre la porta. E questo tappeto la arrotoli dentro, la porti in macchina, e poi lo sai te dove devi scaricarla, no? Io questo lo so, mica è la prima volta che faccio io sono un professionista del mestiere. E appunto, se sei un professionista, voglio dire, sai benissimo tutto, mi raccomando, segreto assoluto, massima segretezza, qui i soldi non li prendiamo né tu né io. E io sono un professionista, tu non devi pensare a questo, io penso solamente, ma tua moglie sarà solo in casa. Certo che sono in casa, ti dico che a quell'ora io ho l'alibi, no? Cioè, sono in un posto dove ci sono le persone che mi conoscono. Tu la prendi, l'ammazzi, però, insomma, capisci? Tu non devi... stai tranquillo, non c'è nessuno in casa, sarà sola, anzi, lei ti apre e tu dici sono l'idraulico, ti inventati qualcosa. Ma questo ci penso io, non ho mai fallito un colpo, sai? Cosa credi? Non ho mai fallito un colpo. Sì, d'accordo. Allora, siamo d'accordo, la cifra è quella, no? Te l'ho già detta. Sì, la cifra però, guarda, io li voglio presto. Se puoi darmi un anticipo, guarda, intanto fai la cosa, appena l'hai fatta ti do qualcosa. Poi quando arrivano i soldi dell'assicurazione saranno tanti.
avanti, stai tranquillo che ti pago bene. Dice, scusa, ma io sento come dei rumori, ma dove stai? Dove stai? Ma io sono qua in casa, in questo momento mia moglie, non c'è nessun rumore qui. Ma io sento dei rumori come se... Pronto? 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 Ma chi è lei, scusi? Pronto? Pronto? Ma chi sta parlando? Ma chi è questo qua? Ma pronto? Ma scusi, ma chi è lei? Ma hai sentito? Non c'è sentito? Ma chi è questo che ci prende a pernacchia? Non lo so. Pronto? Pronto. Scusi, ma lei che cosa ci fa? Siamo in 3 qua? No, non che ne so, io stavo parlando con un amico mio di cose nostre. E lei si intromette in questo modo, cos'è? Un'interferenza? Mi ha squillato il telefono, quindi ho l'ha squillato il telefono? Certo. Ma mica l'ho chiamata io, sa, caro signore. Mica l'ho chiamata io sto parlando con un amico mio che è qua, hai sentito Gennaro? Hai sentito? Ma come si permette questo? Ma ha sentito tutto? Lei cosa ha sentito, scusi? Ho sentito, stia attento, Cosa ha sentito? Tutto? Pronto? Ho sentito tutto. Gennaro? Ora non c'è più, Gennaro, sono sempre io. Non c'è bisogno perché lui ha riattaccato, ha sentito tutto e qui bisogna richiamarlo. Gennaro, sempre io. Ecco. Pronto? Hai sentito Gennaro? Ancora? Pronto? Ancora lei? Certo. Bene, ho il numero a questo punto. Ho il numero. Cioè, ma lei si rende conto di aver ascoltato una telefonata privata fra 2 persone? Scusi. Qualunque cosa noi stessimo dicendo, lei ha ascoltato, questo non è giusto, non è bello, c'è la privacy, lo sa? Lo so, certo che lo so. E allora? Però lei non è che può telefonare nelle case delle persone. Io non sto telefonando, stavo parlando con me, ora mi è sparito pure lui. Cioè, sto parlando con lei, stavo ancora parlando con lui e lei è tornato a fare... Gennaro! Cioè, non risponde più Gennaro. Come? Mi sente? Certo che la sento, anche troppo bene. Io ho il Chie sul mio telefono, sì? Ora risalgo al suo nominativo, la querelo per... So io come, non si preoccupi. Per che cosa? Io querelo lei, caro signore, perché lei ha ascoltato indebitamente una telefonata fra 2 persone che erano tranquille del loro anonimato. E invece, no, niente. Lei ha voluto ascoltare... Io ho staccato, lei mi ha richiamato, scusi. Lei ha detto che ha ascoltato tutta la telefonata. Perché non ha detto subito che era in linea, scusi, Certo, ve l'ho detto, mi sono intromesso allora a questo punto nella linea. Ma si è intromesso tardi, perché lei ha ascoltato tutto a quanto pare, perché il mio amico ha sentito dei rumori, qui non ci sono rumori. Cosa vuole? Faccia sentire. Io voglio sapere che cosa ha sentito lei. Quello che ho sentito io non sono problemi suoi. No, sono problemi miei, e come se sono problemi... Tante cose, se lei è una persona tanto intelligente come si vuole dimostrare, tante cose del telefono non le dice. Non ho detto di essere intelligente. Visto che il telefono è un sistema di comunicazione non sicuro. Allora lei, e con questo? Tante cose del telefono, se lei opta per la privacy o opta per un'altra cosa, tante cose del telefono non le dice, mi spiego? No, io dico quello che mi pare alla persona e voglio essere sicuro, tanto chi è che... Come in questo caso, vede, si è manifestata la cosa che il telefono è un sistema di comunicazione non sicuro, proprio in questo termine, come è successo. E lei cosa intende fare? E lei cosa intende fare a questo punto? No, io non intendo fare proprio niente, scusi. Come? Che mi sta... che vuole sapere tante cose da me. No, io voglio sapere cosa intenderebbe fare lei avendo sentito quello che ha sentito. No, io non faccio proprio niente perché mi faccio i fatti miei, figurati. Lei si faccia i fatti suoi, sarà meglio. E comunque, quello che ha sentito, si ricordi? Dalla prima all'ultima parola, se lo scordi. Certo, prima si ricordi e poi se lo scordi. Ha capito? Io non ho proprio problemi, guardi. Però io voglio stare solo tranquillo. Io non sono sicuro che lei se lo scorderà. Perché scusi? Non sono affatto sicuro che lei se lo scordi. Ma in mezzo a questi guazzabugli. Sì? Sì, non vuole entrare in questi guazzabugli, Però prima cosa ha detto? Prima cosa ha detto? Dice io la querelo. Ci guadagno qualche cosa? Ci guadagno qualche cosa? Può darsi. Che ci guadagno, scusi? Ma se uno sta zitto può sempre guadagnarci qualcosa, no? Ma pure se parlassi io cosa ci guadagnerei? A parlare ci guadagnerebbe, anzi ci rimetterebbe molto. Lo dice? Io penso proprio di sì. Mentre a stare zitto potrebbe... No, ma lontano da me, però ci rimetterebbe
vero, non è bello, non è bello. Mentre se lei sta zitto, io potrei anche compensarla. Ma stai scherzando, scusi? Ah, perché? Le fanno schifo i soldi? Ma sta scherzando? E sta facendo sul serio? No. Perché se sta scherzando e vuole sfottere le persone in casa propria... Allora, lei ha sentito la conversazione fra me e questo signor Gennaro? Ha sentito anche il nome di Gennaro? È un tentativo bello e buono di corruzione. Corruzione di che? Di pubblico ufficiale? No, corruzione di chi? Ma di chi? Ma di chi? Chi è lei? Lei mi ha detto che si comprerebbe il mio silenzio? No, non comprerei, le farei un regalo. Ma io non accetto niente da nessuno. Ma perché? Lei è un pubblico ufficiale? Io sono un pubblico ufficiale. Quindi... nell'esplemento delle sue funzioni? Anzi, nell'espletamento. 24 ore su 24. Scusi, nell'espletamento. Ma io sono un pubblico ufficiale 24 ore su 24. La qualifica di pubblico effettivamente ufficiale. Effettivamente c'ha proprio la voce da pubblico ufficiale. Perché guardi, lei è una persona... Ma come mai, scusi se glielo dico, essendo un pubblico ufficiale, lei ha detto ma non voglio avere guai, non voglio entrare in questi guazzavugli, farò i fatti miei. Da pubblico ufficiale non può dire questo. Lei deve agire contro due assassini come siamo io e Gennaro. Addirittura, quindi lei si definisce un assassino. Certo, io sono l'assassino. Capisce? Certo. Ha capito? Sì, sì. E lei come pubblico ufficiale fa i fatti suoi e sta zitto. E non segnala la cosa, bravo, l'abbiamo messa alla prova, Gennaro non esisteva, Gennaro ero sempre io che facevo la voce di Gennaro, facevo, sì, pronto, sono Gennaro. Vabbè, capisci? Allora, a questo punto, questo pubblico ufficiale che è stato messo alla prova, una piccola prova, ha fallito la sua prova. Mi dispiace, caro pubblico ufficiale, e non sarà più né ufficiale né tantomeno pubblico fra poco, ha capito? Sia ben chiaro, perché, caro signore, lei l'interferenza, ha creduto a un'interferenza inesistente, fatta completamente da me, e ne ho le prove, e qui l'abbiamo incastrata, caro signore. Lei non può, essendo pubblico ufficiale, 24 ore su 24, come ha detto lei, girare le spalle a un caso ben preciso che le si presenta davanti. E invece lei ha fatto così, Come? Come faccio a sapere lei chi è? Come faccio a denunciarla? Ma come? Non ha detto che risaliva al numero che aveva il chi è? A me non mi arriva niente. Chi è? Non vede che non arriva niente. E allora lei comunque non è un pubblico. Se lei fosse un pubblico ufficiale saprebbe come fare. Lei non è un pubblico ufficiale. Lei è stato messo alla prova, questa prova è stata fallita. Ma io comunque mi riservo di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria. Ma lei segnali il fatto. Avanti, mi dica che cosa segnala. Non si preoccupi. Segnala una cosa che non è vera. Guardi che ci rimette lei, se segnala una cosa che non è vera. Mettere qualche cosina. Ma cosa vuole fare? Procurato allarme? Ma è matto? E allora? Non le conviene. Lo vede che lei è stato preso in un vortice assolutamente incontrollabile da lei. Lei non ha saputo... Ci rimetto qualcosa di soldi? Certo che ci rimette. Che problema c'è? Va bene, che problema c'è? Lei ci mette dei soldi, va bene. Io prima quando le ho detto che avrei comprato il suo silenzio, lei si è dimostrato incorruttibile si è dimostrato. E non ha nemmeno capito che era tutto falso. C'è un pubblico ufficiale che non riesce a riconoscere il vero dal falso. Ma questo aggrava ancora di più la sua situazione. Sarà un pubblico ufficiale scemo? Non sarebbe il primo, ma voglio dire, aggrava ancora di più il suo stato di servizio, devo dire, in questo caso lei ha veramente demeritato, mi dispiace dirglielo, caro signore, lei non ha riconosciuto che era tutto falso, che era una scena, inscenata da una sola persona con la stessa voce, faceva due voci, lei non l'ha capito, Secondo, mi perdoni se la interrompo? Io la perdono, sì, sono buono oggi, mi dica. Sì, la perdono. Posso interromperla? Ma lo faccia! Ma lei è un pensionato? Sì, mi diverto così. Bene, bel modo di passare. Se non c'è nulla da fare, venga un po' a casa mia, che abbiamo tante cose da fare, così almeno la metto a fare qualche cosa, la metto, non so... Tanto c'è un cazzo da fare, tanto vale la pena, viene qua e si mette a fare qualche cosa. No, io metto alla prova i pubblici ufficiali. C'è un bel giardino qua da coltivare, se vuole venire a coltivarlo, lo viene a coltivare. Volentieri, non sarebbe mica male. Così eviti di fare questi scherzi
queste cose per telefono. Specialmente a chi ci casca, specialmente a chi ci casca. Specie a chi ci casca, vede? Ma a chi li devo fare? A chi non ci casca, scusi, li faccio a chi ci casca. No, mi scusi, lei così nel suo tempo si mantiene attivo, si mantiene, può fare... sì, perché se io ho una certa età, ho superato gli 80, Addirittura, complimenti per la voce, c'è una bella voce ferma e tenace. Sono ferma e tenace, io potrei addirittura fare un programma alla radio, se me l'hanno anche offerto, ma io ho detto no, Guardi, no, sono troppo vecchio. Un consiglio. Le posso dare un consiglio? Sì? Lo faccia. Lo faccia? Ma sono troppo vecchio ormai, Ma su. ormai, lei c'ha una voce così bella, soave. Ah sì? Ferma e tenace, lei se va in radio farà sicuramente successo. Ah sì? Certo, Ma guardi, lei c'è una voce fantastico. veramente tenace. Ma guardi, lei mi sta dando una spinta. Io mi permetto di dargliela. Mi dà proprio una spinta. Perché veramente c'ha una bella voce, poi parla un italiano molto corretto. Sì. Scusi, queste radiofonie che cosa cercano di meglio? È vero, è Tra vero. l'altro lei, essendo un pensionato... Sì, 82 anni. Il resto dicendo con una buona salute, veramente, glielo dico proprio con il cuore. Sì. Che cosa può... Si mette là in radio a mezza giornata, bello, tranquillo. E prendo per il culo la gente. No, non faccia così, però. Magari potrei fare un programma come questo, di fare telefonate strane alle persone. Un programma, E magari trovo gente come lei. Io mi ricordo tempo fa c'era un programma dove c'era... tempo fa, temporibus illi. Comunque, esatto. no, non importa. Parla pure il latino molto corretto. Sì, molto corretto. Lei lo sa il latino? Un pochettino. Il problema è l'italiano, vero? Comunque no, l'italiano anche lei è abbastanza corretto in italiano, devo dire. Guardi, non mi ha sbagliato nemmeno un congiuntivo nel frattempo, Mi difendo. Mi dica rapidamente un congiuntivo. Prego, scusi? Un congiuntivo, me lo dica. Vuole un congiuntivo? Mi formi un congiuntivo. Mi dica lei un argomento e io lo formo. Mangiare. La pasta che ho mangiato era scotta. Buonanotte, arrivederci. Mamma mia. Ripartiamo da zero. Cominciamo a fare un numero e via. Sì. Siamo spiacenti. Siamo anche noi molto spiacenti, devo dire. Perché? Così, perché ma non è andata molto bene questa telefonata, perché non ha risposto nessuno e allora si manda un'altra persona. Siamo spiacenti. Sì, d'accordo. Facciamo una per cui non siano spiacenti né loro né noi. Vediamo un po'. Cari amici del G, questo è il sondazzo, non dimentichiamolo mai. Il capostipite, cioè lo stipite, capostipite. Sì, stipite. Pronto? Pronto Filomena? Lei parla con Filomena? No, è mia madre. Hai tua madre Filomena? Vorrei parlare con tua madre Filomena. Il cognome? Il cognome di chi? Mio? Stipite. Io sono anche stipite. No, mia madre c'aveva il cognome. Un cognome, tua madre aveva un cognome. Ah, sì? È un cognome, e sarà lo stesso che c'hai tu. Spero. Io credo che avete sbagliato. No, ma Filomena, perché non me la potete passare? Aspettate. Aspettiamo. No, vieni qua. Stipite. Io mi chiamo Stipite. A te. A te. È così incredibile che qualcuno cerchi Filomena, che questa non ci voleva credere. Ma quanti bambini fanno questi posti? Venti là, Pronto? Pronto? Filomena? Sì. Bene, sono anche Stipite. Ma voi chi siete? Lei che siete? Voi chi siete? A voi chi siete? Lei che siete? Voi chi siete? Ci sono varie forme, no? Stipite. No, Avete sbagliato numero. No, non è vero, che l'ha detto avete sbagliato, non ha già sbagliato. Io parlo con Filomena, proprio Filomena. Filomena sono io. Appunto, io vi devo raggiungere, signora, per fare un lavoretto che vi è stato ordinato da vostro marito. Che lavoretto? Un lavoretto al seno, signora. A dove? Devo mettere dei tubi, sì, delle impalcature. Ah, Devo mettere le impalcature lì da voi. no. Sì,
E vostro marito mi ha detto di venire a mettere l'impalcatura al seno. Al seno? Al seno suo, signor. E dice, mia moglie tiene le ciucce, c'è un dolore. E te che scendono, Avete sbagliato numero? No, signor, io vengo Ma non dobbiamo fare nessun lavoretto. No, sì, le impalcature, no, tutte le impalcature per tirare su. No. Tirare su il seno. Avete sbagliato. Ma perché, signor, vostro marito si lamenta? Dice, C'è un altro... No, il numero è questo, che voi siete Filomena, e quindi va tutto bene. E il seno cala, scende, e il vostro marito non è contento, capito? E io devo tirare su l'impalcatura e fare tutto un lavoro. Quando non devi fare nessun lavoro. Come no? È come aggiamare l'impalcatura e fare tutto il lavoro. Voi mi capite, signor? Sì. Allora io ti faccio una bella impalcatura, ti tiro su tutto il seno, no? E il vostro marito è contento. E voi volete fare contento il vostro marito, vero? Ma che cordello? No, lei stava, che cordello? Cornuto? No, contento. Vostro marito, se no, va con le altre donne. Ma, vedete che avete sbagliato numero. Avete sbagliato numero. Filomena, voi siete quella Filomena là. No, ci sono tante Filomene. No, ma Filomena con questo numero qua, vi siete solo voi. No, avete sbagliato, arrivederci. O seno, bisogna impalcare, tirare su. Avete sbagliato. Sbagliate. Dove le tenete i ciocci, signor? E ciocci, questo si chiama. L'impalcatura, ragazzi, è importante. È importante, sì, ti immagini, io me la immagino le ciocce alle ginocchia, stai. Col capezzolo che guarda in giù, debitamente, verso il terreno, verso il pavimento. Sì. Ogni tanto si dà delle ginocchiate nelle ciocce, camminando regolarmente. Già. Ma sai com'è? Guarda, la signora non vuole impalcarsi. A parte che io ho il dubbio che abbia capito, insomma, no? Che abbia capito quello che le stavo dicendo. A cosa mi riferissi veramente? La signora né lei né altra gente di famiglia, Niente. Ecco, vabbè, senti, sono costretto ad andare da qualcun altro. Sì, certo. Quindi non rispondo a nessuno. C'è tante Filomene, com'è? È pieno di Filomene? Sì, certo, Filomene sono tante. Vedo però, questo c'è scritto confezione per adulti. Cosa vorrà dire confezione per adulti? Cioè, fanno vestiti per adulti? Adulti nel senso roba un po' peccaminosa per adulti, oppure per adulti perché non sono per bambini? Non lo so, però non risponde nessuno. Oh mio Dio. Vabbè, si va a calzature in grosso. Non l'ho preso così. Andare da qualche ditta così. Calzature all'ingrosso, va bene? Cosa vorrebbe dire? Tante scarpe. Molte scarpe. Pronto? Sì, buongiorno. Voi fate calzature all'ingrosso? Grosso di calzature? Sì. Ah, ho capito. E lei il titolare? Sì. Ma è un uomo o una donna? Scusi, non capisco bene dalla... È un signore o una signora? Sono signore. Ah, un signore? Sì. Allora mi scusi perché la linea era sempre un po' disturbata. Ecco, io avrei bisogno, lei insomma può fornire grosse quantità? No, lei deve venire qua, sul posto, vedi gli articoli. No, io tengo un animaletto, no, che un 1000 piedi, no? E avrei bisogno appunto di una fornitura completa di scarpe perché sai, ogni tanto rinnoviamo. E quindi 1000 calzature è possibile averle? Sì, come? Non 1000 paia, 1000 in tutto, 500 paia. Ah, come va? Sì. 500 paia. Ma dipende dagli articoli che interessano. Sì, il numero è un po' particolare. Ma che numero è? 0,2. Che significa 0,2? Ce l'avete lo 0,2? No, non lo so che pensiero quello che intende. 42? No, troppo grande. 0,2. Cioè, è un 1000 piedi, lei mi capisce? No, non la capisco, non intendo... No, perché lui si lamenta, c'ha qualche callo, cioè lui vuole le scarpe, capisce? Ho capito. Quindi, ci vuole 500 paia di scarpe. Ha voglia di scherzare? Come? Ha voglia di scherzare? Perché? Non lo so, non lo capisco come... Perché non avete mai fornito 1000 piedi voi?
Pure 10.000 abbiamo fornito. E allora, scusi, perché, qual è il problema? È uno solo. Venire sul posto perché in questo momento c'è un negozio via di vicenda. Ma sì, no, ma le porto il millepiedi però perché se deve provare, no? Sì, va bene, a posto. 02, eh? Va bene? Ho capito, sì, d'accordo. Un millepiedi, no, il millepiedi, povero anche lui, vero. Sì. Però, capito? Anche 10.000, sì, lo so, anche 10.000, lo so, piedi in che senso? Vabbè. Questo, ingrosso alimentari? Fa vedere? C'è problema con gli ingrosso alimentari. Va bene, d'accordo, vediamo, proviamo. Sì. Il millepiedi alle scarpine 0,2, bellino, piccini, ma piccini. Ma quanto ne costano quanto quelle grandi, anche di più a volte, davvero, non è dato la dimensione perché insomma per farle, sì, ne fanno fare le formiche operaie. Via, l'ingrosso alimentare non c'è? Non risponde? Oh mio Dio, che peccato. Avevo un'idea. I had a dream. Ho fatto un sogno. Martin Luther. Ho sognato Lutero. Cos'è questo? Lampadari, impianti elettrici. Lampadari. Ora, poi se non risponde più nessuno a queste mie telefonate, smetto e continuo e riprendo a chiamare le persone normali, cioè quelle che stanno a casa loro, così. Intanto vediamo, vendita lampadari, produzione, vendita, sì, no, niente, guarda, no, facciamo allora gli impianti elettrici e non se ne parla più. E poi, se non risponde nessuno nemmeno qui, cambiamo rotta. Si è rotta. Cosa? Si è rotta. Siamo spiacenti. Cosa? Il numero da lei selezionato. No, scusi. Spiacente sarà lei e Piacentini tutti i suoi bambini. Io voglio fare di nuovo questo numero. Ecco, proviamo adesso. Siamo spiacenti. Accidenti a te. Pezzo di merda. No, fondo il nastro registrato, lo posso anche, vero, infamare. Va bene, ok? Non importa. Facciamo un numero di una persona che non c'entra niente e magari c'entra tanto. Perché il niente e il tanto, entrarci, come dice Casini, io c'entro, No, appunto, io spero di entrarci. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Lei è la signora Irene? Chi è? Sbaglio? Un po', no. Aspetta, signor. No, non è lei Irene. Pronto? Con chi parla? Oh mio Dio, con chi parla chi? Io, lei, noi. Signora Irene! Ma il dottor Mauro? Oh, signora Irene, mi può passare la badante, per favore? Deve stare la signora Anna? Sì, grazie. Allora ti vogliono a te. Ecco, grazie, signora. Prego. Auguri, Buongiorno, dimmi, signor. Oh, Anna. Dimmi. Come sta? Bene, ma chi è? Appunto, no, io volevo in realtà parlare con lei perché mi serve una badante. Una badante? Badante, sì. Lei credo che sia una badante, o sbaglio? Cioè, lei sta dietro, accudisce la signora Irene, giusto? Sì. Ecco, non ha un momento, almeno una volta o due la settimana, per poter fare un piccolo servizietto a un mio vecchietto? Pagando bene, signora Anna. Io devo parlare con signora. Sì, ma ci parlerà senz'altro. Si tratta, guardi, di 2 ore. 2 ore. Sì. 2 ore, la pago molto bene se mi viene 2 ore, 1 o 2 volte, faccia lei, ecco, ma anche una volta sola alla settimana. Sì. Sì, questo vecchietto è tanto carino, è buono, molto buono, sì, molto, ha un po' la testa dura, un po' la testa dura,
sì, c'ha insomma i suoi pregi e i suoi difetti, ogni tanto sputa, però sa, alla sua età lo faccia sputare finché può, capito? Insomma, guardi, quanto prende lei? Io le do di più. Guardi, se lei mi viene per 2 ore, le do per 2 ore 50 euro. Sì, signor, ma scusami, con chi parlo? Sono il signor Minchietti. Minchietti. E chi vi ha dato questo numero? Mi ha dato un signore, una signora, che è moglie di un mio amico. Mi ha detto che la signora Irene si trova molto bene con lei, e allora io ho chiamato per sapere se lei avesse queste 2 ore per questo vecchietto. C'ha ancora tutti i capelli, sa? Ha ancora tutti i capelli, sì, molto peloso, e poi è molto carino perché c'ha un collo lungo, una testa che insomma, una testa dura, sì, insomma, che si erge ancora alta e dritta, no? E il corpo è fatto tutto, come dire, sono 2 pallettine, 2 pallettine, ecco, direi, ecco, è veramente un uomo, un tipo, insomma, un uccello piuttosto ben messo, ecco. Quindi lei potrebbe, se potrebbe, me lo direbbe. Sì. Anzi, se potesse, me lo diresse. Se no, scusi, allora, potrebbe o non potrebbe? Signore, scusami, è una che parliamo a telefono, dove? Se vuole di più do 60-70 euro per 2 ore, non c'è problema, anche 100 euro, guardi. Se lei sa lavorare bene, se lei sa lavorarlo bene, il vecchietto, cioè, sa, lui ha bisogno di essere coccolato, ha bisogno di compagnia, soprattutto di carezze, ha bisogno di sentirsi al caldo dentro la passera, di sentirsi al caldo dentro, insomma, cioè lei deve anche stargli vicino con la bocca, cioè, nel senso, capisce? Ha capito? No. Sinceramente, signor, non posso, parliamo senza telefono. Ah sì, è vero, poi così glielo faccio vedere, glielo faccio conoscere. Tanto me lo porto sempre dietro, questo vecchietto, sì. Ma dove abiti? Ah, io qua vicino, io sto in via Primo Maggio. Sì? Proprio vicino a voi, per cui lei farebbe anche poca strada. Viene lì 2 ore, insomma, me lo lavora ben bene, fa tutto quello che c'è da fare. Lei quanti anni ha? Chi? Io? Sì. Sono vecchia anche io. Come vecchia? Sì. Mi dica. Non importa questo. Ma che vecchia, dalla voce lei avrà dai 30 ai 40 anni. 40 in più. Più di 40? Sì. Ma meno di 50? Meno. È andata, 44. Non è un classico. Allora senta, va benissimo, per carità, lui sarà contento, sarà contentissimo, lei guardi, gli faccia tante carezzine, lo inserisca nella passerina, se lo ciuci per benino, ecco, vedrà che lui è tutto contento. Allora passo oggi alle 17:30 e glielo faccio conoscere, va bene? A che ora? Alle 17:30, sa, alle 5:30. Va bene? Così lo tiro fuori, lei lo guarda, lo soppesa, lo conosce, magari, insomma, ne fa qualche coccolina, già che ci siamo, insomma. Attenzione però perché in certi momenti sputa. Lui sputa, sa, alla sua età, sputa ancora. Quindi, ma non si preoccupi, tanto lei se ne accorge quando è il momento che sputa, si capisce, sì, e quindi può fare quello che le pare, o lo può prendere in pieno, oppure può anche scansarsi o evitarlo, oppure, sa, poi naturalmente gli mettiamo il cappuccio e quindi non ci saranno problemi di sorta, Va bene? Bene. Alle 17:30 allora, glielo infilo dopo. Arrivederla, sì. Arrivederci. Hare Krishna, Hare Krishna. Io non lo so perché,
No, a parte questa situazione boccaccesca, no? E io turpemente, insomma, mi approfitto di persone che non conoscono bene l'italiano, turpe. Ma prima, che cosa ho detto? Che cosa ho detto prima? Ho detto Martin Luther King? L'ho detto o non l'ho detto? L'ho detto o non l'ho detto? Poi in questo momento arriva la notizia, la vedo, morta la vedova di Martin Luther King. Ragazzi, io proprio non lo sapevo, è arrivato in questo momento alle 13:28 minuti, questa è stampata ora, questa notizia sul nostro monitor. Quindi, no, ma quelle pallette sarà meglio toccarsele quando parlo io, non so io. Morta Coretta Scott King. Io, scusate, avrei potuto dire 1000 cose, invece ho detto I had a dream, ho fatto un sogno, eccetera, eccetera, che è morta la vedova, Au, AG, non me nominare, oppure nominami, così mia moglie dirà le cuoia, dai, no, andiamo su, sono casi che a volte mi si presentano, Ah sì, sì, no, mi si presentano, può capitare che io dica, saranno coincidenze, però a volte mi fanno un po' paura queste coincidenze, purtroppo non sono ripetibili a volontà, se no le farei diventare tanti bei 6 al Superenalotto. Vabbè, d'accordo, andiamo avanti su, vediamo, no, ne basterebbe uno anche, ma ne basterebbe uno, sì, c'è chi non si accontenta mai dei soldi, no? Che ne guadagna tanti e ne vuole sempre di più, ma c'è chi si accontenterebbe di un bel 6 da un 50 milioni di euro, vero? No, Settina, vero? Ma sì, contentiamoci, vero? Dai, quindi altre situazioni. Chi è? Chi è? Come chi è? Chi sei tu? Quello che voi avete telefonato. Tu sei Ugo? Sì, signore. Sì, signore. Sull'attenti, Ugo. Caporal maggiore Ugo, come va? No, non mi permetto di interventare. Lei è un caporal maggiore? No, signore, sono un sergente maggiore. Ah, è un sergente maggiore, è vero. Mi sbagliavo perché mi sbagliavo da caporal maggiore a sergente maggiore. È passato tanto tempo, ma sempre un sottufficiale sei, è vero? Sì, signore. Sì, signore, io sono invece un capitano. Sono un capitano. Auguri, perché arriva a capitano? E sono superiore. Sì, molto superiore, per carità. Io sono un ufficiale. Posso arrivare a generale, ecco qua. Tu non puoi arrivare a generale, al massimo a maresciallo. Naturale. E poi ti fermi là. Sì, mi fermerò. Maresciallo capo, maresciallo maggiore, Salvo complicazioni, se posso fermarmi oppure continuare. Stai sull'attenti, sergente maggiore. Ho degli ordini da darti. Ho degli ordini per te. Attenti! Ma questo non sta bene però, non può che mangiamo fai a scivarucci. Allora che ho mangiato a parte, non è che è generale. Ma che? No, io sono capitano. Ah, capitano. Sergente maggiore. Auguri. No, rispondi, agli ordini capitano. Su. Senz'altro. No, rispondi, signor sì. Signor sì, va bene, volete rispondere? Ho degli ordini per lei. Ma quali sono? Sì, allora, è una missione segreta. Una missione di cui nessuno deve sapere niente. Confido nella sua fede nell'esercito italiano. Grazie. Ma poiché si tratta di una cosa, queste sarebbero le cose che si debbono dire da vicino, parlandosi come vorrei dire, mo. Insomma, dobbiamo stare vicini. Da vicino e vede che uno sa quello che dice. E infatti, anche che attraverso qui il telefono. Purtroppo io non posso essere vicino. Sempre da dire, sempre da qualcuno che si accinge a sentire che dicono e che non dicono. Caro sergente maggiore, purtroppo non posso esserle vicino perché io sono dislocato in altra destinazione. Però devo impartirle un ordine perentorio, una missione che denomineremo missione Sega.
Me ne vuol dire zitto, zitto. Zitto zitto, piano piano. La missione Sega è una missione che farà risorgere finalmente le forze... Il nostro avvenire. Il nostro avvenire per le forze che si sono ammosciate, che non sono più adatte alla pugna. E se non sono più adatte alla pugna, noi le mettiamo nel pugno. E le agitiamo su e giù, su e giù, su e giù, per rinvivirle e dar loro nuova vigoria e vincere la guerra, perché vincere e vinceremo! Sì, senz'altro. Sergente Maggiore! Ecco. Risponda, signor sì. Risponda, signor sì. Signor sì. Sergente Maggiore, lei mi sta diventando ricchione. Come non chiama? Ma che vuole ricchione? Lei mi sta diventando ricchione! C'è una parola che io non... E nel mio reggimento non ce ne voglio di ricchione, è chiaro? Ma sono parole che non ti devono dire! Sia lei chiaro, sergente Maggiore! Telefonata! E adesso se lo prenda in pugno! E cominci la missione! Su e giù, avanti e indietro, avanti e indietro! Vabbè. A che punto è, sergente Maggiore? Quasi alla fine. Ecco, avanti e indietro, sì! Ci siamo? È riuscito? Sì! Che cosa è successo? Ammazza di voglia! Come? Tutto è andato bene, magnificamente bene, e a me non mi ha andato, non mi ha rapito, e insomma il mio... Sergente Maggiore, io le do una croce al merito! Grazie altrettanto! Gliela metto sulla tomba! Arrivederci! Se ne va subito? Sì, riposo! Rompete le fighe! Rompete le fighe! Comunque, non mi ricordo il suo nome, precisamente, uno va così di fretta dopo tante persone nei quali hanno ascoltato, hanno fatto, ma come sono andati e sentito a salutare, ma mamma mia! Ma che come fa a sapere che tante persone hanno ascoltato? Sergente Maggiore, in branda! Ci sentiamo domani, arrivederci! Ma no, sembra brutto! Io sono il G, il mio numero è 333 180 52 52. Chi mi vuole lo piglia e lo fa. Chi non lo fa e vuol dire che non mi vuole, o allora... Soldazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi importa ma se c'è il soldazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete